Tutto regolare qui su Fontana. Si gioca subito con Fiorentino, non trovato però Garcia che era troppo indietro. Pallone dall'altro lato con Fontana. Il cross cercato a rientrare. Anche in questo caso nessuna possibilità. Pallone per Mazzola, bloccato da Rama. Efficace nel fermare l'azione, poi Mazzola contro Bartoloni. Gli viene chiesto al giocatore del 90-011 di restituire il pallone. L'arbitro va a parlare con lui. Alla prossima potrebbe essere giallo. Come è già successo a Zammetti e Butera, lato 90-011. Proprio Zammetti qui a fermare Gio. Pallone verso il centro del campo. Bordoni. Mezzo al campo con Mazzola. Fermato però l'ex di turno. Allora Krakap allarga da Lucera. Ancora Krakap. Qui c'è fallo di Blasi. Entrato direttamente sull'avversario. E altra punizione per il Bagheria. Da lì può fare male la squadra di Tomasello semplicemente mettendo un pallone in mezzo. Barriera a 2 per il 90-011 con Mazzola e Bordoni. La battuta di Lucera, Porpe, un po' così. C'è però posizione di fuorigioco. Si è alzata la bandierina dell'assistente arbitrale. Si riparte con questo calcio di punizione alla battuta Porpe. Fischio dopo il tentativo di testa di Fiorentino. L'aggancio di Mazzola, poi la deviazione di Bartoloni. Ancora Mazzola, largo, posizione regolare per Bordoni. Mazzola scambiano i due. Fiorentino rilancia in tempo. Caracappa riesce a passarla a Garcia. Il rimpallo non lo favorisce, la riprende però l'Argentino. Vie centrali per Garcia. Risponde Porpe, pallone su Lucera. Mancino ancora Porpe ad evitare il gol al Bagheria. È ancora viva. Lucera finisce giù qui, non c'è fallo. Se la chiama Porpe, protagonista di 2 parate nel giro di pochissimi secondi.
Si continua con il 90-0-11 che prova ad angolare, la mette in mezzo Butera. La va a riprendere Bordoni. Ancora Bordoni, pressato da Fiorentino. Il pallone viene passato dietro, il Bagheria ha tanto spazio a disposizione. Garcia avanza ancora palla al piede, Gio. Adesso si accentra, calcia! Col mancino, sfiora l'incrocio. Una grande occasione per Gio. Il pallone sul fondo. Con la grande chance per il Bagheria. Di testa Lucera, ma non più nella sua zona. La va a riprendere però il Bagheria con questo pallone proposto dentro. Alla fine per Porpe. Fontana. A comando per la difesa. Lancio lungo. Alla fine non è uscito Cagnina. Riparte da Perricone. Con l'esterno male stavolta. E allora Graziano. Lungo la fascia, la sponda a cercare Fontana. Ci pensa Costa a metterla via. Rimessa affidata da comando, non riesce a prenderla Butera. Costa, il rilancio di Rama. Mazzola con la giocata di Bordoni, avanti le 90-0-11. Fontana prova anche lui a fare il tiro a giro di molto fuori. Costa chiama Gio con Garcia pronto a fare la sponda. Subisce un colpo in testa ma si rialza subito. Rama. Bravo. Bartoloni. Pallone lì in zona con Lucera. Intervento di Garcia. Prova a girarla Fiorentino, alla fine sua. Fiorentino, il cross in mezzo, deviato in calcio d'angolo. Sì. Io lo batto. Fiorentino dalla bandierina. Mettiti fuori da là. Parte la battuta in mezzo. Non c'era nessuno sul primo palo, la va a riprendere per la rimessa a Caracappa. Bartoloni. Ancora per Caracappa.
Mazzola non lo ferma, poi c'è l'intervento alla fine regolare di Bordoni. Non era Fontana se la allunga con il tacco. Troppo? No, perché la mantiene in campo. Poi sul controllo mi sta piacendo di chiamare. finisce fuori. Una decina di minuti alla fine del primo tempo, è sempre 0-0. Questa stracittadina tra il Bagheria e il 90-011. Perricone, Caracappa, un po' fermi per capire la soluzione migliore. Lancio profondo di Perricone, lavoro spalle alla porta, Caracappa da capo. Perricone sceglie di girare dietro, dove però c'è Rama inseguito da Butera. Il passaggio riesce, anche la triangolazione. Fiorentino, lancio profondo, se la chiama Porpe con Garcia lì pronto. Invio direttamente verso la panchina del Bagheria da parte di Porpi. Garcia propone debole, infatti Porpe esce. Fa salire i suoi. La prende di testa Perricone. Il fallo. Si chiede perché di Giovanni. Il dialogo con l'arbitro. Con Garcia a terra. Punizione per il Bagheria. Batte Perricone. Profondo, troppo sul portiere, voleva l'inserimento di Lucera. C'è stato, ma il pallone era già arrivato tra i guanti di un altro ex misilmer in campo come Porpe. Perricone allarga, si allunga. Poi c'è un altro fallo con Perricone e Graziano. Quest'ultimo vuole battere subito, poi si accende del nervosismo con Rama che vorrebbe parlare con Zammitti. In tanti lo bloccano, soprattutto Garcia. E adesso due giocatori del 90-011, Butera e Bordoni. Si avvicina anche Zammitti. Daniele, c'è il nome. Rama e Di Giovanni si parlano a distanza. Ci sono proteste da parte della panchina della 90-011, c'è il giallo per Giovanni Aiello, l'allenatore degli ospiti. Chiamata a rapporto con Di Giovanni e Rama dall'arbitro. Sono Rama e Di Blasi a chiarirsi lì, entrambi ammoniti, altri gialli dunque.
Il terzo per il 90-011, il primo per il Bagheria. Punizione, colpo di testa di Levantino per Ricone, prima dell'arrivo di Mazzola. Lancio lungo di Giovanni, Butera appoggia per Graziano, allarga tutto da Mazzola, rincorre il pallone, lo mette giù, sì, non in tempo. Non contento del servizio, salvo Mazzola. Occhio perché c'è il nervosismo verso l'arbitro. C'è il giallo anche per lui. Il quarto in casa 90-011, praticamente Mazzola, nel momento in cui l'arbitro è andato a dirgli consegna la palla, Mazzola ha mandato quel paese Fundarotto di Trapani e da lì è scattato il giallo. Tra l'altro Mazzola era stato richiamato anche in precedenza, adesso deve stare più attento. Canghina, Rama si abbassa tanto. Fiorentino nel contrasto con a comando, ma il pallone è sempre della squadra di casa. Lucera finta, si accentra, fallo, punizione dal limite, dallo spigolo dell'area. Cerca sempre questo la squadra di Tomasello. Ciondolino va avanti. La sigaretta, Stavolta sono 3 gli uomini in barriera per il 90-011 a Bordoni e Mazzola. Si è andato ad aggiungere Graziano. Parte Lucera, deviazione Porpe, calcio d'angolo, altra chance per Raimondo Lucera. Batte proprio l'ex San Giorgio Piana. Pallone in mezzo, colpo di testa a sfiorare la traversa di Aldo Perricone. Sempre un attaccante aggiunto per Tomasello. Si sbatte anche un paio di volte la mano sulla testa, sulla fronte. Partito veramente forte il suo campionato, segnando anche in Coppa 2 gol, uno per ogni competizione. Butera si è visto poco fino adesso, l'ex Partinico Audace. Fontana scavalca Cinà sul fischio dell'arbitro, fallo in attacco. Battuta già la punizione per Ricone. Calibra il lancio lungo, sempre alla ricerca dei uomini in fascia. Le cross di Lucera, sbagliato direttamente sul fondo dopo il passaggio di Bartoloni. Fiorentino verso Giglio,
Prova a superare a comando, il pallone esce. La rimessa è per il 90-0-11. Parla con il guardalinee Raffaele Gio, richiamato. Lo mette a posto l'arbitro. Ancora per Riccone, ancora per Gio. Il duello è sempre con a comando, si porta a casa l'angolo. Stavolta all'esterno del Bagheria c'è un minuto di recupero per questo primo tempo. La bandierina Raimondo Lucera. Parte Lucera con il pallone in mezzo, ancora per Riccone. Sul secondo palo. Tutti a parlare con l'arbitro. Riccone che sembra aver sbattuto contro il palo nel momento in cui è andato ad attaccare il pallone. Si tocca la coscia destra e finisce qui il primo tempo 0-0 nella stracittadina di Bagheria, tra il Bagheria e il 90-0-11. Tante occasioni per la squadra di Tomasello proprio nell'ultimo scorcio di primo tempo. Ci ha provato un paio di volte per Riccone, che adesso rimane giù. Vedremo un po' quali saranno le sue condizioni nel corso dell'intervallo, anche per la possibilità di un potenziale cambio prima dell'inizio della ripresa. È tutto al momento, noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa. Va bene, ciao, 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 ciao. Tommaso Napoli ci ritroviamo a commentare intanto la quarta vittoria consecutiva della Don Carlo tra campionato e coppa, una partita che, come si poteva intuire alla vigilia, non è stata facile all'inizio, poi una volta staffata la gara la squadra è andata in controllo. No, perché i primi 15-20 minuti abbiamo avuto sia occasioni noi, ma hanno avuto anche due occasioni limpide il Casteldaccia, soprattutto nel colpo di testa di Graziano, dove il portiere è stato anche bravo, parlo di Salvo. Poi quando riesce a fare l'1-2 con due gol, uno sul rigore e un altro un tiro da 25-30 metri di Cerniglia che va quasi sotto l'incrocio dei pali, allora lì hanno accusato un po' il colpo. Poi abbiamo fatto il 3-0 e lì siamo riusciti ad arrotondare. Poi nel secondo tempo abbiamo un po' gestito quello che era il risultato del 4-0, cercando di tenere il pallino del gioco. Loro avevano fatto anche delle sostituzioni, però diciamo che a parte alcune occasioni non è successo niente rispetto a quello che è successo tutto il primo tempo. Poi ti ho visto particolarmente attivo, quasi una specie di suggeritore, una specie di spalla per Silvio Tripoli nel secondo tempo, hai cercato un po' di incoraggiarlo. Perché quando tu vai sul 4-0, tante volte io quello che ho chiesto all'interno dello spogliatoio è quello di non abbassare mai l'attenzione, che rischi di farti male, rischi di magari che la squadra avversaria che è ferita magari possa fare il 4-1. Se abbassi il grado di attenzione e di concentrazione, non è facile riacquisirlo nuovamente e velocemente. Lo hai perso e lo hai perso anche per tutto il secondo tempo, per cui mi arrabbiavo perché non dovevamo mollare e soprattutto mi arrabbiavo perché i miei attaccanti, voglio sempre che il primo impatto di pressing o di pressione parte sempre da loro, e se li facciamo giocare facili
ti salta un po' tutto il resto della pressione del pressing. Ultima battuta su Stefano Cerniglia, prima di Marsala non segnava da 2 anni, ora è a 3 gol in 8 giorni, è scattato il click anche a lui. Non è che è scattato il click, io dico sempre che questi ragazzi lavorando, facendo sacrifici, per come noi giochiamo, possono segnare un po' tutti. Dice, ma mister, sei presuntuoso? No, non sono presuntuoso. Giochiamo con le mezzale che si inseriscono, con i quinti che vanno alla conclusione, con dei calci piazzati anche per i nostri difensori, con i 2 attaccanti. Per cui oggigiorno il calcio moderno non è più l'attaccante che segna. Diciamo che la finalizzazione di tutto il gioco è sempre l'attaccante, se giochi con 1 o con 2. Però ormai il calcio moderno si può andare a realizzare con più uomini, basta riempire l'area con più uomini e cercare di attaccare tutte le traiettorie dell'area di rigore. È bello vedere l'entusiasmo dei ragazzi quando la maglia azzurra si avvicina a loro. Abbiamo riunito un po' i migliori per annate e per zona geografica, diciamo. Non abbiamo ovviamente la pretesa di venire e con la polveria magica farli migliorare tutto insieme, però gli abbiamo dato degli spunti, abbiamo coinvolto i loro allenatori, i preparatori, gli arbitri anche del territorio, perché potesse essere una giornata di crescita per tutti. Le difficoltà che ci sono, che abbiamo qui a livello di impiantistica, a livello anche di strutture, cosa diciamo secondo te manca al ragazzo in questo momento in un'isola come la Sicilia che non offre moltissimo rispetto a questo? È un discorso complesso, appunto da isolano vivevo le stesse difficoltà, anche le distanze sono un problema, però ripeto, io sono nato cestisticamente in Sardegna, quindi potenzialmente si può nascere anche giocatori di alto livello in Sicilia. L'importante è che tutti quelli che hanno a che fare con i ragazzi facciano di tutto per farli crescere e farli sviluppare nella loro migliore versione che possono raggiungere. Non è facile, è vero, ma ho sempre detto che partire da qua o da un posto come era casa mia in Sardegna è un po' più difficile, però non è impossibile. Grande impegno dei ragazzi, grande lavoro di tutti quelli che stanno attorno e il settore squadra nazionale in questo senso vuole avvicinarsi un po' di più al territorio, dare delle linee guida e continuare questa relazione per aiutare appunto questi ragazzi a crescere piano piano.
È iniziato il secondo tempo di Bagheria 90-011, sesta giornata del girone A di promozione siciliana, il primo anticipo, dato che è iniziato poco fa il secondo, quello tra Renzolo Piccolo Terrasini e Regina Mundi, 0-0 qui al comunale di Bagheria, con il Bagheria che per diverse volte ha sfiorato la rete con Gio, con Lucera e anche con Perricone sulla finale di primo tempo. Nel dettaglio c'è stata una traversa di Gio e adesso il 90-011 vedrà come contrattaccare, perché la squadra di Aiello ha provato un po' con le ripartenze ma senza riuscirci troppo. Nessun cambio durante l'intervallo, con il Bagheria in maglia bianca, sceso in campo con Cagnina in porta, da destra verso sinistra Cinà, Costa, Perricone e Bartoloni in difesa. A centrocampo Fiorentino, Rama e Caracappa. In attacco Gio, Garcia e Lucera. 4-3-3 per Angelo Tomasello. Ha risposto il 4-2-3-1 di Giovanni Aiello con Porpe in porta, Levantino di Giovanni, Zammitti e a comando in difesa Bordoni e Graziano. A centrocampo Di Blasi e Mazzola sugli esterni, con Fontana sulla tre quarti, ma soprattutto sulla sinistra, scambiandosi con Di Blasi e Butera a fare la punta. Per quanto riguarda invece le panchine, con il Bagheria che va con Margarese per quanto riguarda la porta, poi Lopresti, Boatta, Abate, Geraci, Zummo, Gallina, D'Amico e De Giorgio. 90-011, la squadra in nerazzurro oggi, che in panchina ha portato Morvillo per la porta e poi Giannone, Parisi, Maranzano, Scarpinato, Balsameli, Ribaudo, Rallo e Rampolla. L'arbitro è Liberio Fundarotto di Trapani, assistito da Giusto Leone e Daniele Mancuso, entrambi della sezione di Palermo. Ci sono stati diversi cartellini gialli. Inoltre c'è l'anticipo di Giovanni su Bartoloni, angolo Bagheria. Nella Bagheria ha ammonito soltanto Rama, lato 90-011. Hanno preso il giallo Butera, Di Blasi, Mazzola e Zammetti. Lucera dalla bandierina, pallone in mezzo, attraversa tutta l'area di rigore, lo va a riprendere Costa. C'è però Graziano che concede un altro angolo. Fiorentino a battere.
parte la sua traiettoria, secondo palo a cercare Perricone, ancora viva Costa, c'è però il recupero di Giona a comando che mette a correre Butera, si sgancia Fontana che si va ad accentrare, fuori gioco per Gabriele Butera. Non è d'accordo l'attaccante delle 90-011. Che da oggi in partite ufficiali avrà un altro compagno di squadra in esperienza lì nel reparto avanzato, ovvero Santo Scarpinato, che continua dunque a giocare nonostante sia un classe 83. Vedremo se avrà modo di esordire con la maglia delle 90-011. Butera si accentra, trova però la presenza avversaria. A comando prova ad allungarsela da solo Bordoni, c'è il fischio dell'arbitro, punizione guadagnata dall'argentino. Di Giovanni per Levantino, in fascia se la cava Mazzola, mette in mezzo, risponde Perricone. Ancora il 90-011, Fontana pressato da Fiorentino, c'è il cross in mezzo, colpo di testa a subire fallo di Bartoloni. Il fischio dell'arbitro. E ci sono cambi in vista con l'ingresso di D'Amico. Colui che decise la sfida di Coppa a Gangi contro la Nicosia mercoledì scorso, esce Garcia. Dentro dunque Giovanni D'Amico. Colpo di testa all'indietro a rischiare Lucera, porta vuota con Di Giovanni che allontana, rischio in difesa nel 90-011. Qui commette fallo il nuovo entrato D'Amico su Angelo Levantino. Viene lamentato un altro di fallo, ma stavolta non c'è nulla. È entrato bene il 90-011 in questo secondo tempo. Levantino batte la rimessa laterale all'indietro Mazzola. Sbaglia la scelta del tipo di passaggio. Lucera contro Bordoni, resiste ancora Lucera, se la stava portando a spasso. Poi c'è stato l'intervento dell'argentino. Fontana riceve adesso da Graziano, avanti Fontana, bloccato da Rama che è arrivato in velocità senza fallo, ha sporcato quel pallone.
lo stava andando a rilanciare. Blocca tutto Graziano, si lotta vicino alla bandierina, Graziano se ne stava andando, poi l'intervento di Cina a prendersi la rimessa dal fondo per il Bagheria, che riparte con Aldo Perricone. Azione un po' di fretta, ma comunque se la cava la squadra di Tomasello. Fiorentino per Gio, fino in fondo Gio, intervento di Giona a comando, altro ex della partita, lui che ha iniziato all'aspra questa stagione. Poi il ritorno al 90-011, l'intervento di Porpe in anticipo rispetto a Lucera, che era l'unico in maglia bianca in quella zona di campo. Mazzola non la prende di testa, adesso sì, a comando Cina, prima di Fontana. La battuta dalla rimessa laterale, Zammetti per Di Giovanni. Porta palla, l'ex Mistretta, poi incontra D'Amico. Pallone per poco finisce fuori, alla fine fuori c'è finito. Non ce l'ha fatta a prenderlo Bordoni. D'Amico per Bartoloni. D'Amico, scontro con Levantino e fallo. Proteste verso l'arbitro da parte di Perricone. Sul pallone, sul punto di battuta. Fontana cerca il fallo contro Perricone, non c'è nulla. Secondo l'arbitro c'era stato un passaggio magico che è riuscito. Nessun fallo secondo l'arbitro, quello di Perricone su Antonio Fontana. Per il 90-011 un punto sarebbe oro per quanto prodotto, per quanto si è visto in campo. Bagheria che vuole dare quella continuità di vittorie che ha registrato inizio stagione. L'arbitro ammonisce il membro della panchina del 90-011. Sembra essere il presidente Ivan Frosina. C'è questo calcio di punizione per il Bagheria. La battuta di Rama di testa d'Amico a schiacciare, voleva Bartoloni. La riprende il 90-011 andando dietro con il rilancio di Levantino. Non capisce bene i tempi Graziano. Di testa di Giovanni. L'aggancia
Il 90-0-11 con Graziano, poi riprende tutto con a comando lancio lungo verso Gabriele Butera, spallata che riesce a Di Blasi, pallone che però arriva a Gio. Il duello con a comando che vince, poi serve Bordoni, ancora a comando contro Gio e Fiorentino. Gio finisce giù, ultimo tocco di Fiorentino, è rimessa laterale. La lotta con a comando che non si capisce, poi con Zammitti. E allora rimessa Bagheria. Cina scambia con D'Amico dopo una spinta di Blasi, poi a comando manda il pallone fuori lo stadio. Lancio lungo di Cina, di testa interviene Bordoni e Butera rischiando qualcosa, si continua a giocare con Fontana che apre tutto sperando di trovare Mazzola. Aggancia adesso il compagno, c'è l'intervento di Bartoloni, c'è il fallo dell'argentino, interviene l'arbitro, cartellino giallo per Lautaro Bartoloni per il fallo su Mazzola che si è preso questa punizione. Punizione per il 90-0-11, batte Di Blasi. La battuta secondo palo, colpo di testa, pallone che va fuori, il tentativo di Mazzola. Questa è di fatto la chance più importante per il 90-0-11. Fuori gioco qui per Lucera. Interviene l'arbitro, ammonisce Porpe per perdita di tempo. Adesso i gialli aumentano in casa 90-0-11. Sono ben 5. Cina, profondo, la mette giù Lucera, in avanti per Gio, a fronteggiare Zammitti, recupera il 90-0-11 con Graziano, si va a scontrare con Lucera in modo nervoso. Gio tra le linee, c'è lo spazio, Lucera calcia, ribattuta di Giovanni, pallone che poi rimbalza su Di Giovanni e c'è calcio di punizione dalla lunetta per il Bagheria. Sfortunatissimo Di Giovanni che poi si è andato a lamentare con i compagni. L'arbitro richiama Lucera.
che temporeggia. Si voleva sistemare la barriera, che era praticamente troppo avanti rispetto al punto di battuta. La barriera del 90-0-11. L'arbitro poi parla con Zammitti per farlo comandare rispetto ai compagni per quanto riguarda la distanza, barriera che si è andata ad avvicinare. Barriera a 5 per il 90-0-11. Arbitro che ricontrolla i metri di distanza e fa le opportune verifiche. Bisogna andare ancora un attimo indietro. Parte Lucera, oltre la traversa c'è stata una deviazione, calcio d'angolo. L'arbitro era in zona, avrà visto qualcosa, battuta verso il primo palo, allontana Di Blasi. Molto nervoso questo calcio di punizione battuto dalla Bagheria. Cambio, rimessa. E va il 90-0-11. Lancio lungo di Bordoni. Pallone profondo, cerca di riprenderselo Fontana. Il contatto assieme a Cina, nessun fallo da calcio di rigore secondo l'arbitro. Arbitro che adesso interviene verso la panchina del 90-0-11. Secondo giallo per Giovanni Aiello. D'espulsione. Bagheria 90-0-11 che per 24 minuti dovrà fare a meno del proprio allenatore in panchina, espulso per doppia ammonizione a causa delle sue proteste. Adesso l'arbitro parla con Perricone. Sulla concessione dell'angolo. Parla della rimessa dal fondo. Si aspetta l'uscita di Giovanni Aiello. Espulso dunque l'allenatore della 90-0-11. Cagnina. Perricone. Bartoloni. Porta palla, allarga da D'Amico, che se la lunga da solo con un palleggio. Pallone che però arriva a Porpe. Si scalda a bordo campo Santo Scarpinato. Giù Fontana, tutto regolare. Poi spinta di Fiorentino. Calcio di punizione per il 90-0-11, che sta giocando di più in questo secondo tempo rispetto al primo. Battuta effettuata. Fiorentino. Pallone ripreso da Rama. Tutto girato nella zona di D'Amico. Sbaglia i tempi per servire Caracappa.
Mazzola cerca Fontana che è troppo largo a sinistra. Lucera, dubbio il suo controllo, infatti l'arbitro fischia il calcio di punizione. C'è un cambio. In casa 90-011 è proprio Scarpinato ad entrare a fare il suo debutto con la maglia del 90-011. Esce Butera. Entra dunque un altro ex di questa partita. Santo Scarpinato. Negli ultimi anni ha giocato con le maglie di Lascari Cefalù e Castelluccese, sempre nel campionato di promozione. D'Amico. Pallone profondo, posizione regolare per Gio. Calcio alto. Chance sciupata per Gio. Bagheria non ne aveva da un po'. Ed è ancora Gio ad andare vicino al gol. Che peserebbe tantissimo per come si stanno mettendo le cose per questo Bagheria. Occasione tutta per lui. Il servizio in profondità. Si è trovato in posizione regolare. L'ha mandata alta però. Si continua a parlare in mezzo al campo. Adesso si va con la battuta di questo calcio di punizione. Perricone guarda sempre profondo. Di testa Levantino. Lotta ancora il 90-011 con Fiorentino che riesce a passarla. D'Amico. Scivolata di Di Giovanni. E calcio di rigore per il Bagheria. Il fallo di Di Giovanni. Il fallo su D'Amico. Si va a prendere il 5 dei compagni. Allora possibilità dal dischetto per il Bagheria con Raimondo Lucera. Lucera contro Porpe. Lucera, il gol del Bagheria. Raimondo Lucera, l'1-0 a un quarto d'ora dalla fine. La dedica speciale per l'ex Palermo. L'abbraccio con Giorgio Stasi infortunato.
e con il resto dei compagni. Il gol di Lucera. Settimo in stagione per Raimondo Lucera, il quarto in campionato. Opportunità sfruttata al massimo per la squadra di Tomasello in una partita che si stava andando a complicare. Conclusione alta di Graziano. Manca il pallone. È tornato finisce giù Fiorentino. Si continua però a giocare. Arriva l'arbitro. Anche Graziano lì in zona, controllare le condizioni dell'avversario. Si può riprendere con la rimessa laterale a favore della Bagheria, con il pallone restituito alle 90-0-11. C'è un cambio in vista per gli ospiti. Fontana riceve adesso Graziano, attaccato da Rama. Il pallone viene mantenuto in campo, ancora Rama, stavolta esce. La rimessa è per il 90-0-11. Si va adesso però con il cambio. Ce ne sono due per la squadra di Aiello, che ricordiamo è stato espulso. Entra Maranzano, entra anche Ribaudo. Esce Di Blasi dall'altro lato ed esce anche a comando. Si aspetta la battuta. Giorgio! Picchia! Con l'arbitro che è andato a parlare con i giocatori in area. Colpo di testa di controbalzo, il tentativo di uno dei nuovi entrati, ovvero Kevin Ribaudo. 80. 10. Rimessa dal fondo per Cagnina.
Giocatori del 90-011 che si lamentano per i tempi di Cagnina alla rimessa dal fondo, dato che proprio portiere Porp è stato ammonito. Il tiro fuori da parte di Caracappa. Altri cambi in vista dentro Geraci. Esce Gio. Si è mangiato sullo 0-0 la possibilità di sbloccarla, poi ci ha pensato Lucera su calcio di rigore. Dentro Manuel Geraci. Bartoloni lungo la prende Di Giovanni di testa, Fontana, c'è il fallo. Ma allo stesso tempo il fuorigioco di Scarpinato. La battuta della punizione con Perricone. La sfiora. Di testa Ribaudo. Cina deve recuperare perché c'è proprio l'attacco di Scarpinato, pallone buttato fuori. Quando mancano meno di 10 minuti alla fine, più eventuale recupero. Cina batte la rimessa. Geraci verso l'interno, deve un attimo recuperare Rama, ce la fa ad allargare per Bartoloni, sale per vie centrali, poi il suo pallone si storce durante la sua traiettoria in aria. C'è rimessa per il 90-011. Zammitti verso Di Giovanni, l'autore del fallo da rigore, poi trasformato da Lucera al 74esimo, che al momento sta decidendo questo derby. Sarebbe la terza vittoria su 3 per il Bagheria sul 90-011 in stagione e in generale. Tra l'altro Lucera realizzò una doppietta e un assist nella gara d'andata di Coppa. E adesso si va a prendere questo pallone. Ancora Lucera. Non evita Graziano, con cui cade. Graziano poi fa partire l'azione per il 90-011. Fontana contro Rama, scambio con Scarpinato, ancora Fontana, rimbalzo strano, tant'è che il pallone capita sul braccio del capitano degli ospiti ed è punizione per il Bagheria. Lancio lungo verso Lucera, l'anticipo di Luca Zammitti che rilancia verso il centro del campo a cercare Santo Scarpinato, controllo, palleggio, ne vuole un altro, incontra Rama, c'è il fallo da parte dell'ex Parmonval e allora punizione per il 90-011 che sta per effettuare il quarto cambio. Si va adesso con l'ingresso di Balsameli, altro ex della partita. Anche in questo caso colui che esce dall'altro lato, Graziano.
La punizione affidata a Zammitti. Con il suo sinistro cerca Scarpinato, non la prende di testa, evitato Cagnina che cade assieme a un giocatore avversario, ovvero Mazzola. I due rimangono giù. C'è stato un intervento a vuoto del portiere della Bagheria che è stato un po' sbilanciato. Si rialza. L'ex Pontedera, rimane giù invece Salvo Mazzola. Si rialza un po' zoppicante quando c'è un angolo da battere per il 90-0-11. Batte Bordoni, il pallone in mezzo di testa per Ricone a mandarla via. Bordoni contro Lucera, è il giocatore del 90-011 a prendersi la rimessa. Cade Fontana, tutto ok. Secondo l'arbitro, su un calcio di punizione sarà rimessa dal fondo. Cagnina rimane giù. L'arbitro arriva a verificare le sue condizioni. Da capire poi se sarà perdita di tempo dato il vantaggio della squadra di casa o una situazione di stop almeno leggero. Arriva l'acqua da bordo campo. Si rialza adesso il portiere del Bagheria. Costretto a stringere i denti per questo finale. Perricone salta d'amico assieme a Levantino. Il pallone finisce fuori, è rimessa per il Bagheria. Nonostante la corsa di Levantino a raccogliere il pallone. Ortoloni. Di testa salta d'amico, non la prende. E allora possesso 90-0-11. Zammitti per Maranzano. Il pallone finisce in fallo laterale. Cerca di costruire qualcosa la squadra ospite. Che aveva iniziato bene la ripresa, pur non producendo granché durante il primo tempo. Si è un po' spenta adesso la squadra di Aiello nel periodo di tempo che rimanda all'espulsione del proprio allenatore. Poi il gol subito su rigore da Lucera. Cina, lancio lungo. Non ci può arrivare Fiorentino con il colpo di testa di Maranzano. La battuta affidata ad Alfonso Cina. Di testa arriva Balsameli, a terra Fiorentino, si lotta con il pallone a terra. L'arbitro fischia la punizione per il 90-0-11. Batte Zammitti.
per il lancio lungo, si aspetta ancora un po'. Va Zammiti profondo, colpo di testa ad allargare tutto, insegue il pallone Maranzano. C'è il recupero della Bagheria, quasi ultimo uomo Zammiti verso la profondità, rinvia un po' così, poi Geraci si va a conquistare il calcio di punizione quando mancano 30 secondi più recupero alla fine di questo derby. C'è cambio per il 90-0-11, entra Giannone, neanche a dirlo, anche lui è un ex. In estate è proprio arrivato dal Bagheria, utilizzato soprattutto nelle ispezioni finali delle partite, così come sta avvenendo con la maglia della 90-011. Occhio a Fontana, che si complica un po' la vita, va fino in fondo, Bartoloni si mette davanti a lui, c'è il fallo in attacco con la punizione conquistata dall'argentino. 90-011 che così ha esaurito i cambi dopo l'ingresso di Giannone. Bagheria che ne avrebbe altri 3. La schiaccia di testa Mazzola, pallone in profondità, è soltanto un passaggio per Cagnina dentro il tempo di recupero. Non c'è stata una segnalazione esplicita da parte dell'arbitro per quanto riguarda i minuti da giocare ancora. Sono in realtà 5 minuti di recupero. Giù Geraci, altra punizione conquistata dall'ex Panormus. Altra punizione per il Bagheria, batte Cina. La prende Maranzano in contrasto con gli avversari, poi con Geraci ha da dirsi qualcosa. L'arbitro ha un rosso in mano. C'è per Geraci, Bagheria che termina in 10. Entrato dalla panchina. Si va a prendere il cartellino rosso nel tempo di recupero per questa reazione su Maranzano. Dunque salterà la prossima partita per squalifica. Gira tutto Balsameli, la raccoglie Fontana bloccando la terra. Serie di finta, ancora Fontana prova il traversone in mezzo. Nuova proposta. Cagnina la lascia scorrere fuori. Quando sei che la squadra è 2 minuti di sofferenza per il Bagheria contro un 90-011 che ci sta provando ma che non sta trovando dei tiri in porta. È servito a poco l'ingresso di Santo Scarpinato al posto di Gabriele Butera. Cagnina si prende qualche altro secondo in più. Di testa schiaccia Zammiti.
Pallone profondo da parte di Caracappa, D'Amico, ancora Caracappa, se l'allunga, cerca D'Amico, un po' sorpreso da questo passaggio lungo la fascia di Giovanni, lotta ancora, vuole la rimessa, non l'ottiene, la recupera il Bagheria con Caracappa, pressato da Balsameli, si continua a giocare. Fontana arriva Perricone a mettere fuori. La battuta del fallo laterale da parte di Balsameli. Si finisce a terra con Scarpinato. Si crea un piccolo capannello con Scarpinato che voleva qualcosina in più. C'è la rimessa laterale soltanto per il 90-0-11. Siamo oltre il tempo di recupero, infatti finisce qui. Il Bagheria batte il 90-0-11 per la terza volta su 3 in stagione. Si va a prendere la stracittadina ancora una volta la squadra di Angelo Tomasello. Decisivo dal dischetto Raimondo Lucera al 74esimo. Una partita sofferta che si è anche leggermente complicata con il cartellino rosso a Geraci nel terzo di recupero. Nel finale i 3 punti ci sono per la squadra di Tomasello, che resta ai vertici di questo girone A di promozione siciliana in attesa del risultato finale di Renzolo Piccolo Terrasini Regina Mundi. Qualcosa da recriminare per il 90-0-11, che ha sfiorato qualcosa con Mazzola nella ripresa, non ha prodotto tanto nel primo tempo. Bagheria che sullo 0-0 aveva colpito una traversa con Gio. Lo stesso Gio ha sfiorato la rete poco prima del rigore trasformato da Lucera con un pallone che ha sorvolato la traversa. Bagheria 90-0-11 che così conosce anche la parola sconfitta nel campionato di promozione. Adesso tutta la squadra di casa raccolta in cerchio per confermare in questo modo, con la potenza del gruppo, questo nuovo passo per cercare di vincere il campionato. Proteste da parte del 90-011 in sottofondo verso la terna arbitrale che entra negli spogliatoi. È tutto dal Comunale di Bagheria. Grazie dell'attenzione. Ciao da Salvo Geraci. La mia mano, non l'ho fatto,